Grazie a voi. Ecco, dicevo, io stasera sono venuto per ascoltare, però visto che ho questa richiesta del segretario De Vico di introdurre, cercherò di fare un po' di sintesi. Sì, noi in questo momento, a un anno esatto dall'avvio della nostra azione politica con il Movimento Indipendenza Veneta, che è un movimento politico, non è un partito ma è un movimento. Movimento politico non è un movimento solo culturale come taluno pensava, né è un movimento che intende esprimere la sua azione solo sul piano, diciamo, referendario, però prioritariamente, diciamo, il nostro obiettivo è quello referendario. Parallelamente però, per radicarci, per far conoscere la nostra azione, abbiamo anche scelto di partecipare alla competizione politica del 16 febbraio e anche di partecipare in alcune amministrazioni locali. Però il nostro obiettivo primario, diciamo, obiettivo che ci qualifica principalmente, è quello del referendum per l'indipendenza del Veneto, che abbiamo costruito attraverso una serie di passaggi di cui l'ordine del giorno è l'ultimo momento, quello attuale, non è quello finale, l'ultimo nel senso di attuale. La nostra è un'azione estremamente organizzata, non c'è nulla di improvvisato, il nostro è un progetto che ha una scala di creazione, nella quale vi confesso inizialmente forse anche non tutti i nostri ci credevano sulla fattibilità. Credo che tranne un manipolo di persone, qua ce ne sono alcune di queste, gli altri venivano per simpatia e per trascinamento. Oggi invece abbiamo migliaia di iscritti, dico migliaia di iscritti. Io l'altra sera ero a Sernaglia della Battaglia e ho avuto 30 persone con il simbolo di Indipendenza Veneta che mi hanno accolto, e dentro c'era una sala con 350 persone. Ne conoscevo solo 2 o 3 di quelli col simbolo, gli altri non li conoscevo mai visti. E più 350 persone, una cosa che a macchia di leopardo però sta assumendo connotazioni veramente travolgenti. Che cosa abbiamo fatto? Nel programma che ci siamo dati il nostro obiettivo è uno solo, è quello dell'indipendenza del Veneto, punto fermo. Non autonomia speciale, non maggiore autonomia ovviamente, non forme di riorganizzazione di quella che è l'attuale Regione Veneto in una qualsiasi altra prospettazione di quelle che avete sentito in questi anni, la devolution e adesso macro regione o altre abilità che peraltro la stragrande maggioranza dei cittadini più avvertiti capiscono che sono improvvisazione di chi gode del potere. Noi non abbiamo potere, non miriamo ad andare a Roma, altro passaggio molto importante, anzi lo abbiamo escluso radicalmente, non perché abbiamo avversità nei confronti di Roma. Da noi sentirete anche una certa, se mi consentite, purezza del linguaggio, soprattutto che è frutto della purezza del pensiero, non perché siamo degli esaltati, perché siamo convinti che siccome il nostro progetto è di per sé prezioso, non serve a nulla parlare male degli altri, tantomeno dell'Italia, quindi slogan tipo Roma ladrona o altre amenità, senza nulla, non è un giudizio su chi le ha dette, noi riteniamo sia una cosa semplicemente sorpassata, quindi non perdiamo neanche il tempo di giudicarla. È una cosa che appartiene a un passato, magari che ha ancora un'attualità sparsa, ma irrilevante, destinata ad autoestinguersi. Ripeto, non serve parlare male né degli altri né dell'Italia. Dell'Italia però non tralasciamo di evidenziare l'evidente fallimento. Le istituzioni sono fallite, anzi non esistono più. Ma non voglio tediarvi, potrei parlare lungamente, ma vorrei introdurvi subito un elemento che ho qui con me. Questo è un libro, io ho da una settimana, che l'ho portato per il mio segretario, si chiama Round Trip, è il viaggio di ritorno praticamente, è scritto da Antonio Costato, che forse molti di voi conosceranno, è un grosso imprenditore virovivo della grande Bolivia italiana, è stato
vicepresidente di Confindustria a Roma fino al 2012, addirittura con la delega per il federalismo e l'autonomia. Viaggio di ritorno vuol dire addio Roma, non ne voglio più sapere. Qua racconta una serie di interviste, articoli, la sua esperienza, direi al massimo livello, di Confindustria. Non so dove l'ho trovato il libro, questo me l'ha dato lui la settimana scorsa. Perché vi prendo il libro? Poi io ho fatto una lettura rapida dei libri, non riesco a leggere tutto. A pagina 143 di questo libro racconta un episodio che riguarda un mio amico, quindi, che conosco, e che abbiamo avuto ospite in una fortunatissima serata a Castelfranco Veneto, dove abbiamo fatto 650 persone, con la sala in videoconferenza collegata alla nostra. Questo signore è Gianangelo Bellati, direttore di Union Camere Venete, una persona, un mio amico da tanti anni, il quale ha anche un centro studi al quale attinge lo stesso molto lucido del CGA di Mestre, di parecchie decine di persone, che elabora dati costantemente, soprattutto su quella che è la realtà del Veneto e del territorio. Allora Costato, che è un imprenditore attento, che era ai vertici di Confindustria, esaminando i dati dell'Union Camere Veneto e quelli, udite, della Banca d'Italia, vede un imprenditore attento, dice: ma i dati non coincidono. Allora chiama Gianangelo Bellati, che è il direttore di Union Camere, e dice: scusa, visto che come Confindustria abbiamo rapporti diretti con Banca d'Italia, dice, ti dispiace se organizzo un incontro con i vertici, i responsabili di Palazzo Koch, del Palazzo della Banca d'Italia, e voglio capire chi dei due bleffa. Allora vanno a questo incontro, lo scrive nel libro, e alla fine quelli di Banca d'Italia sostanzialmente dicono: sì, è vero, i nostri dati non sono quelli corretti, nel senso che non li hanno forniti tutti, quelli corretti sono quelli che hai fatti tu. E poi si lasciano ovviamente in modo molto amichevole, ma questo signore, il vertice, questo direttore della Banca d'Italia, si premura poi, questa è la cosa curiosa, di scrivere una lettera al Costato, e nella lettera scrive tra l'altro, dice: i mercati potrebbero, dice, non date troppa diffusione ai dati, perché diversamente, aperte virgolette, i mercati potrebbero squalificare il debito italiano, perché giudicherebbero il patto sociale di un paese con delle asimmetrie così pronunciate difficile da tenere insieme nel lungo periodo. Chiuse virgolette. Lui non ha messo il nome di questa persona, ma per pudore, ha detto solo per pudore, in realtà me l'ha detto, e vi posso ripetere da lui. Si chiama di certo Franco, che è un bellunese, che attualmente è il ragioniere generale dello Stato. Voi capite qual è il ragioniere dello Stato? Il vertice di chi ha il libro dei conti, che gli dice praticamente, conclude Costato, praticamente continuate a nascondere la polvere sotto il tappeto, tanto non si accorge nessuno. Questo è scritto in un libro, per dire: l'Italia è fallita. Io vi ho letto questo passaggio qua per darvi un esempio, ma potremmo nei nostri incontri, citiamo spesso, volete che stiamo più vicini, ne reso conto. 7 giorni fa sono accaduti 2 episodi, a me pare, di un certo significato. A livello di Unione Europea, un alto funzionario, commissario, l'ex governatore del Baden-Württemberg, ha detto: l'Italia è come la Bulgaria e la Romania. Penso che l'abbiate letta sui giornali questa cosa qua. 2 giorni dopo l'agenzia di rating internazionale Fitch ha dato al Veneto la tripla B, dicendo, dice, nelle motivazioni, siamo costretti a dare la tripla B perché il Veneto appartiene a uno Stato che non è più affidabile, altrimenti avrebbe la tripla A e sarebbe meglio della Svizzera, aggiungerei io. Voi capite che queste non sono chiacchiere all'osteria da un disinvolto che è così meno offendente, è la realtà, e mi fermo solo qui per non essere impietoso. Quindi c'è bisogno del cambiamento. Le riforme, lo vedete anche da come viene gestito il passaggio Letta, cioè da quanto è un mese ormai che c'è il governo Letta, vedete come vengono rimbalzate con una indifferenza, con una disinvoltura e con nessun ancoraggio a quello che è il cosiddetto bene pubblico. Siamo tutti vittime, le aziende, i cittadini, i sindaci, qua siete amministratori locali, dico sempre, non da oggi,
per me fare il sindaco è un atto eroico, e non lo dico per piaceria, perché uno che amministra con le carruppe e i fichi secchi mi pare che ha poche possibilità, può pensare in grande, ma alla fine è costretto a chiudere un poco, perché se non gli arrivano i trasferimenti, e al tempo stesso vede volare dal suo territorio verso Roma cifre enormi che sono i prelievi fiscali. Ciò detto, quindi noi crediamo che il nostro progetto sia un progetto non solo valido, ben costruito, con un programma già scadenzato davanti a noi, ma un progetto che non ha alternative. Ripeto, non ce l'abbiamo con l'Italia, ma non possiamo permetterci di ignorare la nostra realtà e di non fare qualcosa. Tra l'altro questa è una mia convinzione storica, come non sa bene lo dico agli amici che mi sono più vicini, io sono convinto che il nostro progetto di indipendenza diventa prezioso perché abbiamo una visione europea, non è una scelta provinciale per l'indipendenza, al contrario. Ed è curioso, se ascoltate, che uno dei primi firmatari del progetto di legge 342 che l'ordine del giorno cerca di sostenere sia proprio certo Stefano Valdegamberi, che è un consigliere regionale, il quale il 28 novembre 2012, quando è stata adottata la risoluzione 44, che era prodromica al progetto di legge, è stato uno di quelli che si è astenuto. Ma sulla via di Damasco si è convertito e non l'abbiamo né pagato né gli abbiamo offerto sedie, perché primo non le abbiamo, secondo perché non è nella nostra etica del movimento. E come lui altri, tant'è vero che abbiamo adesso una trasversalità, forse stasera io non posso anticiparlo, ma credo che domani pomeriggio forse lo stesso Zaia in conferenza stampa molto probabilmente, non dico certamente, ma molto probabilmente dovrebbe dare attuazione a quello che ha fatto dire in consiglio regionale 7 giorni fa a Canerta, il suo capogruppo, che avrebbero sottoscritto il nostro progetto di legge. Insomma, non abbiamo a che fare con degli eroi, ma abbiamo a che fare con dei soggetti molto timidi, questo da destra a sinistra si assomigliano molto, ecco, l'indole è pressoché identica, che capiscono che stiamo parlando di una cosa seria. Non siamo né facinorosi, non abbiamo gente sbandata dentro il nostro movimento, non sentite urlatori. Ce ne sono urlatori ma non appartengono al nostro movimento e ci curiamo anche di questo. Siamo molto determinati in questo senso, siamo molto determinati, soprattutto abbiamo un progetto ben preciso e stiamo vedendo soprattutto che in 12 mesi siamo riusciti a realizzare, convincendo sempre più persone, a degli obiettivi che sembravano impossibili. Allora, venendo in breve, il 28 novembre, dopo aver portato un bel numero di firme, 20.000 firme in Consiglio regionale, nonostante il parere contrario dal punto di vista legale interno, dico io, un intraordine, tanto per usare l'espressione giuridica molto limitante per gli addetti all'ufficio legale del Consiglio prima e della Giunta prima, del Consiglio poi. Nonostante il parere legale di questi, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 44. Che cosa diceva la risoluzione 44? Dice la risoluzione 44. Dice, fa tutta una serie di premesse e poi arriva ad affermare che si impegna il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta ad attivarsi formalmente con l'Unione Europea e con le Nazioni Unite per avviare appunto quell'attività che è necessaria per l'indizione della consultazione referendaria, l'abbiamo scritto, al fine di accertare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione. E questo è quello che è stato approvato. Dopo la risoluzione 44, che sembrava addirittura non trattabile all'ordine del giorno del Consiglio, come vedete, ed è stata approvata nonostante, ripeto, il parere contrario dell'ufficio legale della Giunta, perché l'atto politico non può essere fermato da un parere legale che poi ha tutti i suoi limiti, come vedremo. Noi abbiamo fatto di più, abbiamo predisposto un progetto di legge con l'assistenza anche di esperti esterni al nostro movimento ed esterni al Veneto, tra questi il professor Paolo Bernardini, che è uno storico,
peraltro Paolo fa parte del movimento, ma il professor Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena e di Lugano, il professor Alessandro Vitale, che insegna all'Università di Milano. Persone che ci hanno non solo confortato dicendo siete sulla buona strada, ma anche ci hanno dato una mano concretamente. Penso lo sappiate, ma per ovvie ragioni lo ripeto per la chiarezza. Il nostro movimento ritiene che ci siano 3 regole imprescindibili: il metodo democratico, non ci sono scorciatoie qua; il metodo pacifico, che nessuno pensi che ci sia, che so, da mettersi, da sprangare verso qualcuno, così non condividiamo le scelte di qualche struttura sindacale che vocifera e anche spinge un po', non ci appartiene. E capiamo che lo fanno, perché lo fanno, però non è quello il metodo. E lo strumento è quello elettorale referendario, non ce ne sono altri, queste sono le 3 regole, quindi garanzia assoluta. Se qualcuno ha altre opinioni, come si dice, il mondo è grande, va avanti. Anche perché tutti noi abbiamo qualcosa, innanzitutto la nostra dignità, che non è una cosa, e poi vogliamo operare secondo un metodo di responsabilità. Vedete, io uso una frase ormai usata, dico che non abbiamo, lo strumento più pericoloso che noi usiamo è proprio questo, della democrazia, del metodo pacifico, dello strumento elettorale. Perché uno Stato fallito è baro, tutti e due insieme, ed è fallito perché è baro, come l'Italia, nel senso è stato illegale, palesemente illegale, vive di illegalità, le norme, la disapplicazione ad essere gentili, io dico la violazione su tutto il fronte delle norme ordinarie, poi non ne parliamo perché non sarebbe, ma di quelle costituzionali. Prima la disapplicazione, lo diceva il professor Ainis, chiaramente è un costituzionalista di sinistra, però un pensatore anche, ha scritto un bel editoriale di 3 settimane fa sul Corriere, ha detto per 30 anni in Italia si è detto che bisognava dare attuazione alla Costituzione, infatti per esempio le regioni sono partite nel 1971, l'erano prevista nel 1948, poi dice per altri 30 anni si è parlato di modificarla, mai nessuno che abbia pensato di declinarla all'attualità, di applicarla, quindi la più bella del mondo, la più violata. L'Italia è uno Stato baro per questo, cioè dove si sposano sempre i grandi principi ma non si applicano nella pratica quelle che sono le norme. E allora, ripeto, noi su questa linea ci muoviamo. Lo Stato ci teme noi, ma ci teme fortemente adesso, proprio perché è più facile contrastare un'azione di soggetti tumultuanti in modo disordinato, di chi non ha un progetto, di chi protesta e basta, o gli dai il pane o gli dai la carica della polizia. Chi invece ha un pensiero e sta composto, io non voglio dire che siamo gandiani, ma insomma Gandhi ha battuto l'impero britannico e ha ottenuto quel che otteneva, no? Avete visto qualche film su Gandhi, che cosa vuol dire avere un'idea? E un'idea è disarmante per l'avversario, soprattutto avere un'idea della legalità, per uno che la legalità la viola tutti i giorni vuol dire metterlo in crisi. Ed è questa la nostra forza, ogni giorno cresce di più, perché rassicuriamo i cittadini, dimostriamo che non siamo, come dicevo prima, facilosi, non abbiamo un sogno fuori dalla realtà, ma vediamo la realtà al di fuori di un incubo, che è una cosa che è quella che viviamo attualmente, perché i cittadini vivono. Allora abbiamo preparato un progetto di legge 342. Non vi ho detto che quando abbiamo presentato la mozione, la risoluzione 44, io lo dico, gli altri siamo andati là, vorrei dire lo stesso Zaia, anche qualche sorrisino l'ha fatto, magari molto cordiale, ma l'ha fatto anche lui, un po' i consiglieri regionali, ma il sorrisino quasi a dire ma sti qua da dove cosa, ma per carità, no? E poi gli ho spiegato che quando abbiamo presentato il progetto di legge 342 è l'identica cosa, perché loro pensavano di essersi sdebitati con questa pressione di un progetto per il cambiamento. E invece, dopo un po' di tempo, anche per altre ragioni, hanno cominciato a smuoversi. Vi prendo ancora 5-6 minuti. Che cosa è accaduto però dopo la risoluzione 44? Fatti molto importanti che voi che siete attenti, che volete capire. È accaduto che per esempio il professor Lottieri,
ha lanciato un manifesto per la libertà del Veneto, testualmente. No, non è un Veneto, solo chi è, l'ha fatto per, così, trascinato anche dal nostro entusiasmo, dalla nostra progettualità, cioè ha visto che abbiamo le idee chiare, quindi si è animato anche lui come studioso della materia. Ha lanciato questo manifesto per la libertà del Veneto, io vi segnalo, andate a vedere nel suo blog, lui è dell'Istituto Bruno Leoni, tra l'altro, no? Quindi è un giurista, e ha fatto questo manifesto e l'ha mandato ad alcuni suoi colleghi, non voglio annoiarvi, in giro per il mondo, e trovate sotto la voce risoluzione 44, il manifesto della libertà del Veneto, se andate nel suo sito, hanno firmato Marco Bassani, che insegna storia politica all'Università di Milano, ma anche Herman Hoppe, che è un economista della Freedom and Property Society, Donald Livingstone, che è un filosofo dell'Emory University, Ralph Raico, che è un storico della Buffalo College, Xavier Sala-Martin, un economista della Columbia University, Pascal Salin, che invece è un catalano, e un economista all'Università di Parigi, e altri, Frank Van Doorn, che è un professore onorario di filosofia del diritto. Questo lo trovate, poi ci sono migliaia di cittadini, se avete convinzione anche voi potete sottoscriverlo in calce entrando nel sito. Cioè, voglio dire, di questo, tranne gli amici che sono in Indipendenza Veneta, credo che pochi di voi sappiano di questo. Non che qualcuno che è titolare di una cattedra sia più importante dei cittadini, ma per dire che persone che prima di mettere la firma magari ci pensano e leggono almeno una volta e hanno aderito mettendo faccia e firma, non è un fatto banale. Vado velocemente per non annoiarvi. L'altro fatto importantissimo, bisogna dare atto, grazie anche al nostro segretario, che vista la sua esperienza di docente universitario in America gli è stato più facile, e al fratello, che è un giornalista che opera in tutto il mondo un po', si è riusciti ad avere dei contatti internazionali con importanti mezzi di comunicazione che ci hanno dato ampio spazio. Voi dovete, se andate nel nostro sito indipendenzaveneta.net, di questo non si sa nulla in Italia, nel Veneto in particolare, troverete cose incredibili, Sunday Times, Washington Post, una marea di giornali, di quotidiani, di giornali che parlano di noi. L'ultimo curioso è stato il Los Angeles Times, il giorno di Natale. Il Los Angeles Times mi pare che faccia milioni di copie. Il giorno di Natale, in prima pagina, nella parte bassa, 2 colonne Indipendenza Veneta, che ecco, un mio amico, lo racconto sempre con gioia, un mio amico giornalista che è una persona seria, gliel'ho segnalato, si è messo a ridere al telefono, no? E tornava là, infatti io lui fine anno dice, ma là, dai, Totosi che ha fatto fotomontaggio, dice che il computer oggi ti fa tutto. Vabbè, comunque vado a vedere, l'ho fatta tranquillo. E da a vedere, dico, ma che fa? Io come fa? Lei se proprio vero, fa, no, non vi credevo, fa scusa perché ho dubitato, ma veramente avevo dubitato. E tu sei proprio vero, sì, sulla prima pagina. E fa il giorno del Natale, io lei in 4 giorni, poi al giornale, perché anche in America, come da noi, il giorno dopo il Natale non c'è. Questo per dire con un pizzico di orgoglio, cioè, lo sentirete anche, non è che siamo banali, ma si gioisce quando c'è qualche risultato anche. Perché è importante questa cosa qua, secondo me, secondo noi? Perché volete, la nostra azione arriverà a un cul-de-sac, cioè a un punto di chiusura, ma non per noi il cul-de-sac, non fai il cul-de-sac è per l'Italia. Qui si parla di diritti naturali dell'uomo. Il diritto all'autodeterminazione, secondo l'UNESCO, è un diritto fondamentale, inalienabile dell'uomo, come il diritto alla vita e alla libertà. Stiamo parlando di congetture legali, di speculazioni, cosa viene a dirmi a Mologi stasera, cioè, la mia opinione poi è tra le ultime. Magari io sono innamorato da tanti anni della materia e quindi la vivo con intensità anche emozionale, però non con stupidità, non senza l'attenzione critica che in caso me. Quindi, qual è il fatto? Che se l'Italia dovesse alzare il tiro dopo che abbiamo fatto tutta questa operazione anche di comunicazione, alzare il tiro nel senso di dovesse dire dopo che viene approvato il referendum della regione, lo impugna davanti alla Corte Costituzionale, cosa che formalmente può fare. Noi intanto non è che non riconosciamo la Corte Costituzionale, diciamo che la Corte Costituzionale non ha la competenza adeguata per trattare la materia, non è la sua materia, perché sfugge a quello che è l'orizzonte del diritto che noi invochiamo.
Se noi invochiamo quello che Piero Calamandrei diceva diritto super costituzionale, espressione il collega capirà bene, è un'espressione quasi grossolana, impropria, no? Parlare di diritto super costituzionale, l'ha detto Piero Calamandrei, quindi quando dicono i maestri bisogna sempre inchinarsi. A me ancora oggi mi pare l'espressione, non la userei mai per dire, mi pare bene. Piero Calamandrei ha detto che di fronte ai diritti fondamentali dell'uomo, e tra questi vi è anche il diritto all'autodeterminazione, il diritto interno, compreso il diritto costituzionale, deve solo chinarsi. Altrimenti negheremo tout court il diritto internazionale. C'è qualcuno che pensa che qualcuno in Italia voglia dare una sfida non a noi, ma al diritto internazionale. Il cul-de-sac qual è? Che rischia di trovarsi, di vedersi minacciata di essere espulsa dall'ONU. Perché il diritto all'autodeterminazione non è solo per i popoli colonizzati. L'ultimo elemento in questa direzione è la sentenza del luglio 2010 della Corte internazionale di giustizia, che fa capo evidentemente all'ONU, la quale pronunciandosi sul caso del Kosovo ha, dal punto di vista giuridico, quindi del diritto internazionale, dato un'affermazione incontestabile sul fatto che il diritto all'autodeterminazione è un diritto che appartiene alla fonte primaria del diritto internazionale, le fonti secondarie sono i trattati, ed è un diritto che non riguarda solo i popoli colonizzati, ma tutti i popoli che ne hanno titolo, e quindi non può che esserci la difesa da parte delle Nazioni Unite di questo diritto. Anzi, gli stati entro i quali vi sono comunità che hanno i requisiti soggettivi e oggettivi, e Veneto ne ha non in abbondanza, ne ha in modo esagerato, non in abbondanza, una cosa incredibile. Gli stati dovrebbero adoperarsi per favorire, non solo per impedire il diritto all'autodeterminazione. Quindi sono concetti di diritto importantissimi. E in questo ambito ha giustificato che cosa? La dichiarazione unilaterale di indipendenza, laddove prima sia stata sondata democraticamente la volontà dei cittadini e i cittadini abbiano detto di volere, attraverso lo strumento del diritto all'autodeterminazione, esprimere la loro scelta di indipendenza. Guardate che dico lo strumento, perché se leggete oggi in giro, o quello che ho sentito il 28 novembre nel Consiglio regionale del Veneto, quando discutevo, abbiamo sentito di cotte e di crude, cioè abbiamo sentito da scrivere un romanzo per ridere, ecco, per i giuristi ovviamente, perché è una cosa oscena, no? E perché purtroppo questo è un argomento a molti sconosciuto che viene trattato con disinvoltura. Invece quando si parla di diritti fondamentali dell'uomo si dovrebbe avere un rispetto assoluto per la materia, perché questa è. Il nostro progetto di legge che mi è stato presentato, vengo brevemente per non annoiarvi, altrimenti prendo anche il tempo poi di parlare un po' di me. L'ha firmato Valdegambe, ripeto, che si è ricreduto sulla via di Damasco per ragioni sue personali, comunque a noi non ci interessa il motivo per cui non lo fa. Noi abbiamo bisogno delle firme, vogliamo convincerli con gli argomenti, con le ragioni. Adesso, ripeto, forse sarà firmato, perché l'ha detto Caner, mi pare settimana fa in Consiglio, che anche la Lega e il PDL forse dovrebbero votarlo, quindi teoricamente dovrebbe andare in discussione in questa cosa. Però vedete, c'è quella forma di incertezza, no? Di chi non sa quale strada prendere, quindi è un po' titubante, incerto, no? È una cosa che non saprei neanche come qualificare. Comunque noi ci asteniamo dal giudizio, prendiamo atto che sono incerti, allora bisogna aiutarli. L'abbiamo fatta in due modi: uno portando all'Unione Europea altre 30.000 firme, quando è andato Mauro Marovino con Alessia Belloni a dicembre. No, perché abbiamo mosso anche in quel senso dopo che Barroso ci aveva risposto confermando che per le realtà che in Europa ne hanno titolo, ne hanno i presupposti, poiché non esiste nei trattati, nell'ordinamento europeo, alcuna norma che regola il diritto all'autodeterminazione, sia chiaro. A maggior ragione non esiste negli stati interni. Dopo scontati questi passaggi non mi soffermo per non dilungarmi, ma chi mi segue magari l'ha sentito. Però dice Barroso, ci rifà il diritto internazionale. Allora abbiamo detto bene, noi vogliamo che tu sia un altro vigilante del percorso democratico, un altro che controlla oltre alla Nazione Unite. Abbiamo presentato questo progetto di legge e adesso il progetto di legge i consiglieri dovrebbero votarlo. Teoricamente sulla carta i numeri ci sono,
Però sapete, se non sentono la forza della democrazia palpitante nei consigli comunali, magari sono un po' più restii. E allora siamo riusciti oggi a renderla più corposa, questa risoluzione, a farla diventare un atto che dava i presupposti per l'avvio del progetto di legge 342 e abbiamo fatto approvare la risoluzione 44 di cui vi ho accennato poc'anzi. Nota, se mi consentite, un po' particolare: da quando esiste il Consiglio regionale, nel 1971, mai è stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio regionale per discutere e approvare un'iniziativa che era partita dall'esterno. Quella l'abbiamo fatta noi, mai? È la prima volta. E l'abbiamo fatto solo. E poi abbiamo scritto che abbiamo presentato il progetto di legge, il quale quindi dovrebbe essere sostenuto dal voto di tanti, più numero elevato possibile, di consigli comunali del Veneto per aiutare i nostri consigli, perché non si sentano soli, perché la democrazia è una cosa di partecipazione, non è una cosa di elite, non è mia, non è sua, non è di qualcuno di noi, è di tutti, ed è una cosa che deve coinvolgere, deve sentire protagonista la gente, la vera sovranità esercitata dal basso, in un momento di emergenza drammatico come questo. Voi non dimenticate certamente che anche quest'area del Veneto ne è stata fortemente condizionata, che noi abbiamo avuto suicidi, la gente, gli imprenditori e i lavoratori sono suicidati. Noi non vogliamo che la gente suicidi, non riteniamo che vi sia quella scelta come la scelta per uscire da questo stato di fallimento dell'Italia. Questa è una proposta positiva, ricca di aspetti positivi. La democrazia è una cosa che ci deve rendere tutti orgogliosi di attuare. Per cui chiediamo che i consigli comunali discutano di questo, come hanno già fatto già quasi una decina di consigli, per dare un aiuto al Consiglio regionale. Voi capite che se nel Veneto qualche centinaio, sono 581 le amministrazioni comunali del Veneto, se 200, 300, anche 400 è una cosa possibile. Oggi prendiamo atto che anche molte amministrazioni, ma è trasversale, perché se voi andate a vedere anche quelli che hanno votato, la stanno votando, sono trasversali, da centro-destra, liste civiche, sinistra, cioè una cosa di chi ha a cuore il futuro proprio dei propri figli, delle proprie famiglie, del proprio territorio. E quindi io vi auguro e mi auguro che possiate essere attori protagonisti veramente di un momento storico che lascerà anche un segno positivo, che la gente capisca che non basta lamentarsi del patto sociale, dire porto le chiavi del comune a Roma, cercare di ottenere qualcosa per le vie della burocrazia, che è quella che ha distrutto tutto, o attraverso la rappresentanza politica che appartiene ai partiti che vediamo sono collassati al loro interno, non hanno più un filo diretto col territorio. Ma ripeto, non voglio parlare male, sono considerazioni obiettive e io mi fermerei qua.